E voglio! Ciao, benvenuti bentornati sul canale Super Allan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi sono a Milano per provare tutto il menù di Pop, signori! È un piacere! È un onore mio averti qui. Mamma mia! Andiamo a superare la prova. Eh sì, superiamo la prova, spieghiamo un attimo Pop, People of Pizza. È il primo, fast food della pizza italiano che sforna pizza alla napoletana e pizze all'American style, quindi versioni diciamo napoletane e versioni americane, anche ovviamente come impasti e condimento. Che dire, è una formula easy, economica, pratica, veloce, a pochi passi dal Duomo. Il menù completo parte da 9,90 € E quindi diciamo è proprio per il people, molto popolare. Molto popolare, molto... Prego, sì, salve, buongiorno. C'era la volontà di far tornare questa pizza al popolo, alle persone, anche più vicina alla tasca, perché la pizza negli ultimi tempi, diciamo, ha preso una piega, diciamo, in alcuni casi un po' particolare, è diventata quasi inaccessibile. È inaccessibile. Le mie pizzerie restano sempre tali e ho vari progetti con la pizza. Questa è un'altra cosa ancora, diciamo, è una formula più giovanile, Più easy. e già sto per aprirne un altro nel centro commerciale Campania. Sono molto curioso, Vediamo. entriamo subito, vediamo anche un po' ai totem. Tutto, Sì, esatto. Quali sono le pizze che ci sono, un po' i prezzi e poi assaggiamo. Ovvio, vediamo. Vamos! Allora ragazzi, come se fossimo al McDonald's, nel sì. senso, vedi, c'è comunque il totem. Decidi quale lingua appunto selezionare. Io ovviamente metto italiano, Italiano. perché Sono sono italiano. Conosciamo, Sì. pure io, compreso me. Ovviamente mangiamo qui. Però c'è anche la formula appunto da portare via o tramite le app con le società di delivery, la si può avere a casa con i riders. Ah, E ok. lo diciamo già. Pizze tradizionali, margherita, marinara, salsicce e friarielli, la vegetariana. Sì. Tra l'altro ho letto fuori che avete anche il senza lattosio. Senza lattosio, sì. Io sono intollerante al lattosio. Ah, bene, bene. Due piccante, io se le patatine, quattro Che mia figlia è formaggi. intollerante al lattosio. Perciò l'hai messa? No, ma bisogna essere, come dire... Aperti. Sì. Complimenti Gino. Grazie. Mimosa, margherita bufala DOP, filetto di pomodoro, cotto e funghi, panna, cotto e parmigiano e diavola bianca. Una prima domanda che ti voglio fare sul prezzo. Sì. Perché la margherita costa lo stesso prezzo della marinara? Perché diciamo bene o male, anche se costa di più, diciamo, la margherita come spesa, diciamo, però è considerata sempre una pizza della tradizione, sempre, come dire, anche a Napoli qua è quasi equivalente, il prezzo costa di circa 50 centesimi, bene o male, non c'è più quella differenza abissale come c'era nel passato di 1 euro, anzi magari 1000 lire, tipo la marinara si vendiva per dire 4.000 e la margherita 5.000, oggigiorno bene o male, diciamo, il prezzo è quasi È quello, una mia piccola Vorrei fare curiosità. un'osservazione, magari hai detto bene, potrei anche ridurla di qualcosina. Quindi se venite Giusto, qua, giusto. la marinara Ma il conflitto- la prendete di meno. No, ma... Grazie a me! Bravo, bravo. Allora, quindi menù pizze napoletane, questo è menù pizze American Style. American Style margherita include 3 porzioni di fritto più una bibita piccola a 9,90 €. Sì. Per tornare al discorso del prezzo pop. Sì, del prezzo pop, sì. 13,90 € invece la Style Chili, che è un altro tipo di pizza. Sì. American Style hawaiana. Con l'ananas, il prosciutto cotto, il pomodoro. E poi abbiamo questa qui con i peperoni, che non sono i peperoni, perché molti pensano che ci sia, che la pizza peperoni abbia appunto il peperone, no? No, so. Invece è diciamo, un peperoncino che in America appunto viene chiamata pepper, Sì. il nome da quello ed è piccante, un peperoncino particolare. Vabbè, le pizze le abbiamo viste tutte quante. Questo è soltanto se vogliamo prendere una pizza. Sì, Ok. no, va presa singolarmente. Ok, quello di Sì, sopra menù. era il menù. Quindi con il fritto, se non vado errato, Sì. e una bibita. È una bibita, sì. Oh, 9,90 €. A tavola. Però te la prendi tu, te la porti tu e sparecchi tu, Ok. diciamolo. Quindi... Vabbè, è 9,90 €. No, però è... Ci sto. Adesso ordiniamo e vi faccio vedere quello che mangiamo. Ragazzi, intanto vi mostro un po' l'interno. Come vedete è anche abbastanza grande come locale. Tra l'altro ci stanno anche le scale giù. Stanno questi tavolini qui sulla destra. Abbiamo altri tavoli dall'altra parte, anche belli grandi. C'è una seduta vicino ai vetri, come vedete. I tablet che vi ho fatto vedere prima per ordinare, belli centrali. La cassa dove poter ordinare. Easy Chiramundez. Mi raccomando, fate sempre la raccolta differenziata. Non giuttate cose come va. Signori, ci siamo. Guardate qui. 4 menù. Abbiamo margherita, salsicce e friarielli, quella con l'ananas e la pepperoni. Quindi praticamente 2 pizze proprio American style al 100%. Come avete visto sono tutti menù, quindi completi di patatine. Qui abbiamo le zeppoline, quindi fritti. E abbiamo altre patatine. Poi io veramente non vedo l'ora. Assaggiamo. Io comincerei dalla margherita. Ah, la patatina. Allora assaggiamo quindi la margherita, che è la pizza tradizionale, la pizza per eccellenza. Ve la faccio vedere anche più da vicino. Allora, per quanto riguarda la grandezza vi faccio fare un'idea guardando la mia mano, quindi anche abbastanza grande. Non è proprio il pizzone, ma è grande, ci sta. Vi dico che è stata messa la mozzarella senza lattosio, si vede, la riconosco anche da lontano. Già vedo l'olio coppavasi Nicola. Buon appetito.
La qualità è quella di Sorbillo, è inconfondibile, ragazzi. Buona, 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 pomodoro buonissimo. Ma poi la sento croccante, un po' Sì. più... buona, come faccio a me. Esatto, la crosta è croccante, si sentono il crunchy sotto le mani e anche quando la vado a masticare, a mordere. Bel crunchy, bel pomodoro, bel sugo, bello bello. Nonostante c'è una mozzarella senza lattosio, non si perde la qualità. L'olietto sopra fa la differenza, molto buono. Ci ha chiamata capato. Vi dico la verità, mi è piaciuto assai. Guardate qua, guardate l'olio, c'è una bella capata a cango, però quingiarissimo, molto bella, cavasi Nicolo, che ti dà quel senso di freschezza in bocca. Buonissima, buona buona buona. La margherita, sto mangiando la signora Margherita a Milano, a pochissimi passi dal Duomo, complimenti. Allora ragazzi, questo se non vado errato si chiama l'alveolatura, guardate qui quanto è bella alta. Cominciamo benissimo con la margherita, adesso andiamo avanti. Io vado con la salsiccia e friarilli che non vedo veramente l'ora, tu invece assaggi la margherita. Oh, ma io ancora già assaggi patate, ma queste sono fresche. Una bella patana, voglio. La patana, sa da sapere fa, bella patana, voglio. Si sente proprio la freschezza. Che ne è? Che buono! Ma te la di tu la patatina addosso. Te la caga sotto. Oh, ma si patana? Oh, buonissima comunque la margherita, Detto. Buono. Veramente la qualità di Sorbillo è indiscutibile. Wow. E questo friariello, quello è buono. Cioè, per quello che costano, per essere un fast food, un'idea completamente nuova, cioè un concetto nuovo, sinceramente. È tantissima roba. La margherita è un po' buona. Mamma mia, io non vedo l'ora della salsiccia e friarielli, ma io come se stessi a Napoli, sincero. Io sono onesto, sono sincero. L'olio è buono, l'olio dà una spinta a sta pizza. Wow, faccio una cosa, ci metto una tafurone vasi Nicola Coppa Comunque capisci che cos'è basilicolo perché non è napoletano. e il basilico. Buon appetito per voi. Wow. A basilicolo coppa, salsiccia e friariello. Perché dici basilicolo? Sono a basilico. Perché a basilicolo. Invece io ho messo le patatine sulla pizza. Una napoletanata. Però se non è top. No. Poi mangi qua per fuori. No, ma che sei poi a Pisa? Penso che. Ma sei Pisa? E già fa qua. Allora, per il momento, le due pizze classiche napoletane, salsiccia e friariello e margherita, top, super approvate. E sai che faccio? Faccio una bella budina nostra azzurra, adesso la vicina frutta. E mi sto consolando, mamma mia. Un po' con la pizza napolitana, un po' con la patatina sotto musso, un po' con la birrozza. Allora, adesso vado a proporre a Gino Sorbillo questo nuovo abbinamento: salsiccia, friarielli e patatine, queste qua fresche. Forse è meglio senza. A few moments later. Voglio una zeppolina lì. Comunque l'idea di mettere la zeppolina, cioè la frittura, vicino alla pizza e vicino alla bibita, quindi diciamo nel menù, è una bella scelta. Cioè si vuole differenziare dal classico fast food, perché il classico fast food che fa? Ti mette le patatine e basta. Qua te le mettono le patatine, ma non sono le patatine del fast food, sono le patatine fresche, tagliate. E ti dà la possibilità di mettere o la frittatina o la zeppolina, quindi un altro fritto, il fritto napoletano. È una bella chiamata. Mi devi riprendere con questo. Non ti riprendo proprio io. Mi Chiaro, devi riprendere, non esiste. Potresti riprendermi cortesemente? Grazie mille se lo fai. Ma che bello rito che tiene. Allora, visto che siamo da pop, dobbiamo assaggiare tutto il menù e bisogna assaggiare anche la parte del menù americano. Nella parte del menù americano c'è sicuramente la pepperoni, l'ha spiegata prima Gino, io l'ho sempre vista nei video, ho fatto un po' di acquolina in bocca, vi dico la verità. Sono sempre stato curioso, è particolare. Ma siamo sicuri che non è salame? Sembra il salame quello là Piccante. piccante. È buona, la pizza è buona. La pizza è buona, buona proprio. Mi piace il piccante che c'è sopra, è un bel contrasto. L'unica differenza che sto sentendo rispetto alla margherita è il piccante, sicuramente, soprattutto. E poi dovrebbe essere un provolone sopra che non è senza lattosio. Ed è diverso il gusto, il sapore è diverso. Però ad essere sincero è buono proprio. Ti lascia il piccante proprio in canna, come si dice a Napoli. Ti arriva un po' dopo. Mi piace, anche questa approvata. Nonostante comunque uno stile diverso dal nostro, cioè lo stile americano. Io comunque l'olio che sta caldino, non lo so, mi sta mandando una neura, è bello. C'è questa patina gialla. Guardate che consistenza diversa che ha. C'è questa parte di formaggio bella fusa che va a creare una sorta di secondo strato della pizza, sopra la quale sono questi pezzi di salame, tutto perfettamente bilanciato. Complimenti, bella pizza. Siamo in America.
Ha provato pure questo. Questo veramente ti dà il senso di fast food, veramente ti dà il senso di cibo veloce, perché l'America così è comunque un'idea ripresa dall'America e quindi mentalmente ti riporta là. Manca il mostro sacro, l'ultima pizza che andrò a provare, ossia quella con l'ananas, la pizza hawaiana. Sono curiosissimo, mai come stavolta sono curioso, non ho mai mangiato la pizza con l'ananas e questa sarà la mia prima volta da pop. Occhio signori, al morso di Roberto, guardate lì come schiva la salsiccia che non gli va diretta in bocca, però la assapora. Pensavo fossero un po' più secchi, invece è un sapore pazzesco e poi non sono per niente secchi, anzi c'è l'olio. Buono. Occhio signori, perché Roberto a gran richiesta si avvicina alla pepperoni, non l'avrei mai detto. Ho paura infatti. Occhio È signori, una cosa che non faccio mai assaggiare. cose che non sai, quindi Che non mi vediamo. attirano. Onesta, se non ti piace comunque è un gusto personale. Allora, non è brutta, e comunque gli ingredienti sopra c'è, provolone è buono, la salsa è buona come quella della margherita, solo che per me questo è troppo piccante, non mi piace. Però la seconda capata ce l'hai. A noi due. Allora, pizza hawaiana con ananas, provolone, pomodoro, prosciutto cotto, olio e basilico. Qualche altra cosa? Americani? Cercherò di prendere quella più filante e quella con più olio che magari... guarda però come fila da qua, dal provolone. Sembrano tipo le patate, non si... Americanata proprio, questa. Sembrano tipo le patate, non sembra. È vero, non sembrava ananas. Probabilmente è fatto apposta, c'è un effetto ottico fatto apposta per farti mangiare una cosa che tu tendenzialmente non avresti mai provato. Tipo io. Io non avrei mai mangiato la pizza con l'ananas. Vediamo. Non mi avevo parlato in bocca. Allora si sente che è ananas, proprio si sente proprio, è l'ananas. Però quel dolce, vi dico la verità, non ci sta male sulla pizza. Capitemi, amici napoletani, non è male, non è male, non avrei mai pensato di dirlo. La pizza è buona, è molto particolare, però è strana. Se dovessi uscire a cena non prenderei mai una pizza del genere, però come prova ci sta, per capire un attimo gli americani cosa mangiano. E perché la pizza con l'ananas è andata così virale ed è così famosa nel mondo. Ma come gusti, cioè si accostano tra loro? Sì e no, si amalgama bene, nell'insieme si amalgama, però si sente che c'è una cosa dolce che un po' stona col resto. Cioè ancora la devi capire questa. Sì, perché pure se fai un morso bello pieno, no? Che prendi tutto, prosciutto cotto, il provolone, comunque si sente che c'è qualcosa di extra. Non è bocciata, gli do 6. Devo dire che a lungo andare un po' disgusta. Devo essere sincero, io sono sincero in tutto, sempre. È un gusto particolare, cioè o ti piace o non ti piace. Sono contento di averla provata, però a lungo andare un po' disgusta. Prova Roberto, aiuto. Non l'avrei mai detto neppure questo, assurdo. Sono in hype, curiosità alle stelle. Non ti piace? No. Vabbè, ci sta. No, non mi piace come accostamento. Ma nemmeno il prosciutto sulla pizza. Sono gusti, guagli, sono gusti personali. Però fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete mai provato la pizza con l'ananas e soprattutto se vi piace. Ragazzi, se pensavate che fosse finita qua, anche il dolce, una bella graffa, calda calda, bella grande pure. C'era anche il maritozzo con la panna. Date qui, è bella soffice soffice. Zuccherina. Ah, la mangi? Certo, ma guarda. Bella. Buona? La graffa, è buona. Esperienza da pop terminata, Gino. Allora, di comune accordo abbiamo pensato di io da una parte e tu dall'altra. Ovvio. Però io ti dico la verità, anche in tua presenza avrei detto quello che ho detto esattamente nel video, che poi guarderai. Ok, Non te lo dico, ti io- dico. No, ma infatti non volevo, cioè non ho voluto neanche sentire perché devo attendere, lo vedrò. E magari trarrai le tue conclusioni. Tesoro di qualche suggerimento, qualche cosa. Così come la marinara, la metterai a 50 centesimi di me. Passerò, no, hai dato una buona idea. Oh, ma che onore, comunque, assurdo, non era mai successo nella storia. Vabbè, ma noi, allora, posso dire, noi siamo Certo. amici pure, però noi abbiamo bisogno dei giovani, capito? Anche per riflettere meglio sulle cose, vedi, questo nasce come format per i giovani. Poi l'amico giovane, più giovane, come nel caso nostro, cioè il suggerimento per me è prezioso, cioè non lo prendo come... Assolutamente, ma così deve un essere, rimprovero, secondo me. praticamente. Per questo mi sono allontanato da te, sono curioso di sapere la tua, e questo significa essere amici onesti alla fine. Assolutamente. Buon appetito con il video perché ve lo starete guardando in un momento di pausa pranzo. Pausa pranzo. E quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao! Ciao!